Risse, degrado, spaccio di sostanze stupefacenti, baby gang in azione nelle città, maranza che spadroneggiano nei quartieri e un senso di insicurezza che si diffonde sempre più fra la popolazione. Gli amministratori e la politica rispondono alle richieste della gente che si ritrova ad aver paura anche di uscire di casa e il primo passaggio è quello legato alla certezza della pena. Ci vuole la certezza della pena, questo è fondamentale. E quando si commette un reato, il cittadino deve sapere che chi viola le regole poi prevede anche una sanzione e quindi la sanzione sia effettiva ed efficace. Quando una qualsiasi persona si renda protagonista di un danneggiamento, si sa che deve pagare per quel danneggiamento, sia in termini monetari che in termini di responsabilità penale. Non solo certezza della pena, ma anche sanzioni più pesanti. È quello che sta studiando il governo per rispondere al grido d'allarme dei cittadini. È fondamentale l'azione che sta facendo il governo Meloni in questo momento perché sta intervenendo, come lo è stato col primo decreto sicurezza, su una serie di norme per rendere le norme e in particolare le sanzioni più pesanti rispetto al passato affinché diventino poi effettive ed efficaci e allo stesso tempo bisogna lavorare in prospettiva anche per dare una risposta a tutti quei reati dove oggi c'è la parvenza di una, diciamo, una distanza rispetto all'applicazione della pena. Nel frattempo diventa fondamentale, e anche questa è una richiesta dei cittadini, un controllo capillare del territorio. E la polizia locale si è ormai evoluta in un organismo in grado di affiancare le altre forze dell'ordine, ma serve uno strumento che permetta di fare ancora di più. È fondamentale, secondo me, anche il turno notturno per le forze di polizia locale, ormai in tutti i comuni, soprattutto i più grossi d'Italia. Questa è una prospettiva sulla quale bisogna lavorare con una riforma della polizia locale, della legge che la regola, sia su base regionale che su base nazionale. Un lavoro che deve partire da lontano, dalla società civile e da un coinvolgimento delle famiglie. E le famiglie devono essere presenti, i genitori devono seguire questi ragazzini. Nel caso in cui ci siano anche tra questi ragazzini persone di seconda generazione, quindi di origine straniera, bisogna andare a colpire anche in maniera forte chi ha un permesso di soggiorno. Il minore che delinque ne risponde il genitore, questa è la legge che lo dice, non lo dice Francesco Rucco. È chiaro che non basta una responsabilità civile, ci vogliono altri tipi di responsabilità, la revoca del permesso di soggiorno potrebbe essere, passatemi il termine, una minaccia chiara per intervenire ed educare in maniera efficace i figli.